La meta che abbiamo scelto oggi per la nostra escursione è il rifugio Santa Croce di Lazfons, con l'omonima chiesetta. Se poi sarà possibile, saliremo alla cima di San Cassiano. Speriamo la giornata migliori perché adesso le nuvole sono molto basse. Iniziamo la nostra escursione poco sopra l'abitato di Lazfons e seguiamo il sentiero alle mie spalle. In questo punto lasciamo il sentiero numero 15 e proseguiamo sul sentiero numero 1. Ancora 30 minuti e raggiungeremo il rifugio Santa Croce. Fin qui la camminata è stata tranquilla su dei bellissimi prati pieni di genziane. Alle mie spalle potete vedere anche la cima San Cassiano. Siamo arrivati al rifugio Santa Croce di Lazfons. Adesso ci fermiamo un attimo e andiamo a vedere l'interno della chiesetta. La chiesa ospita il Cristo Nero, che protegge gli escursionisti dai pericoli della montagna. La chiesa di Santa Croce di Lazfons fu costruita nel 1868 sui resti di una piccola cappella. Questa chiesa è quella che si trova più in quota dell'Alto Adige ed è addirittura meta di pellegrinaggio più alto in Europa. Ora lasciamo il rifugio Santa Croce e prima di salire alla cima San Cassiano, saliamo alla cima Rizlar. Prima vetta conquistata, siamo arrivati in cima al monte Rizlar e adesso ci gustiamo un buon panino. Buon appetito! Buon appetito!
Continuiamo ora il nostro trekking e la prossima cima da conquistare è la cima San Cassiano. Ragazzi, bella tosta sta salita e ci si deve arrampicare sulle roccette. Bello! Abbiamo fatto proprio una salita bella tosta. Adesso restiamo in cresta. Siamo arrivati alla cima San Cassiano, siamo a quota 2581 metri. Il panorama da quassù è favoloso, si possono vedere le vette dolomitiche. Peccato però che oggi ci siano parecchie nuvole. Continua la nostra conquista delle vette. Lasciamo cima San Cassiano e adesso andiamo alla cima Sam. Conquistata cima Sam. Adesso ci fermiamo un attimo per godere del bel panorama. E poi andiamo al lago San Cassiano.
arrivati al lago di San Cassiano. Adesso non ci rimane altro che fare ritorno al rifugio Santa Croce. Adesso lasciamo il rifugio Santa Croce e facciamo il ritorno al parcheggio per lo stesso sentiero. Tornati al parcheggio e qui concludiamo il giro di oggi. L'escursione è stata molto bella, soprattutto da un punto di vista panoramico. Arrivati al rifugio si apre una bella vista sul gruppo del Sella, Sassolungo, Sassopiatto, le Odle e non solo. Il tratto di sentiero fino ad arrivare al rifugio Santa Croce è semplicissimo. Si cammina in mezzo ai prati in tutta tranquillità ed è alla portata di tutti. Mentre il sentiero delle Tre Cime è un po' più impegnativo, a tratti è esposto con presenza di cordino metallico, quindi lo si consiglia ad escursionisti con passo fermo e assenza di vertigini. Come sempre noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!